Si è tenuto domenica 3 novembre presso il Pala Livatino a Gela, in provincia di Caltanissetta, il 12° congresso interregionale della Divina Misericordia. Il tema dell'evento è stato Viandanti in preghiera per mete di speranza verso la pienezza della misericordia. L'evento è stato organizzato da Don Pasqualino di Dio, missionario della misericordia e iniziatore della Fraternità Apostolica della Divina Misericordia. Inoltre erano presenti il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo emerito di Genova e già presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Don Michele Madonna, direttore della Scuola di Evangelizzazione della Diocesi di Napoli, e vari altri relatori. E questo convegno che da 12 anni facciamo e realizziamo sotto l'impulso del Dicastero per la nuova evangelizzazione è cercare di radunare tutti i gruppi legati alla Divina Misericordia e che vivono la spiritualità della Divina Misericordia e del rinnovamento carismatico. È un momento di festa, perché poi questo è l'intento, quello di celebrare la misericordia di Dio, che è la festa, che è il perdono, che è l'amore di Dio, che Lui costantemente riversa nella nostra vita. Vengono persone da varie parti d'Italia, non soltanto della Sicilia, soltanto per lodare e benedire il Signore, e incontrarsi e iniziare così un nuovo anno pastorale. Dunque siamo nella gioia, nel celebrare questo amore, questa tenerezza di Dio che si mostra a noi anche nel suo volto paterno. In un periodo in cui assistiamo alla telegiornale a brutte notizie, femminicidi, ragazzi che vengono uccisi dalla misericordia divina. E Giovanni Paolo II, che ha fatto esperienza, no, di tutto quello che è il sistema del comunismo e così via, lui diceva che l'antidoto al male era la misericordia. Lui viveva a Cracovia e dunque ha sperimentato in pienezza gli inizi del tempo della misericordia attraverso le rivelazioni di Santa Faustina, ma a pochi chilometri c'era Auschwitz, il centro della morte, dell'odio, dell'amore, della vendetta. Lui diceva, già da cardinale e poi da Papa, che la misericordia soltanto può sconfiggere il male del mondo. Noi dobbiamo rifugiarci nella misericordia, nella tenerezza di Dio. Come si sente oggi in questa bellissima occasione? Molto sorpreso per la realtà che ho visto, che non mi aspettavo onestamente, che è la prima volta che partecipo a un incontro di questo tipo, della Divina Misericordia. Sono molto grato per essere stato invitato quest'oggi, questa mattina, e ho toccato la fede di questa gente, di questo popolo, veramente un popolo che viene da diverse parti, non solo della Sicilia, dei bambini presenti, stretti attorno. È la prima volta in Sicilia per lei? No, sono venuto già molte volte e un po' conosco e amo anche questa bella regione che ci porta l'eco delle radici, che è la cultura greca. Danziamo a loro fratelli perché noi siamo figli, a lui cantiamo noi per sempre alleluia. Danzano